E voglio! Ciao! Benvenuti a bentornati sul canale Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi è l'Epifania! Che tutte le feste porta via. Esatto, siamo tutti quanti andate a faticare, andate a scuola, andate a zappare a terra e dovete mangiare, come noi. Oggi perché la Befana vi ha portato la calza e a noi oggi la Befana ci ha portato un bel po' di roba sfiziosa. Il calzone, no quello fritto però. No, una vastità di roba che non sacci manca che è. Oggi proveremo tantissimi snack americani, come state leggendo dal titolo e vedendo dalla miniatura. Siamo andati in questo negozio che ci ha attirato moltissimo perché ci sono tantissime cose dolci, credo qualche cosa di salato, non so, spero. Patatine. L'unica cosa salata. Vabbè, mo vediamo. E poi tantissime bibite di tantissimi colori, ma soprattutto tantissimi gusti diversi. E quindi oggi proveremo insieme a voi, in questo giorno molto dolce, molto dolciastro, molto dolciume, come quello della Befana, tutti questi snack. Se vi piacciono video del genere e ne vorreste altri, lasciate almeno 3000 mi piace e noi porteremo un altro video che ci consigliate qui sotto nei commenti, dove proveremo altre cose strane, che sono tutte cose strane per noi, almeno fino a questo momento. E se voi avete provato altre cose rispetto alle nostre, consigliateci anche cosa provare. E soprattutto se la Befana aveva portato a calza, perché si va a portare un carbone, poi ricercate fatti cattivo e quindi domani a scuola tutti quanti. Ma quelli a prescindere che andate a scuola, voglio iscrivervi al canale. È gratuito, non pagate niente, supportate i nostri contenuti e soprattutto ci aiutate ad arrivare a 100.000 iscritti, perché sto organizzando un qualcosa che non ha proprio uguali, quindi iscrivetevi che è gratis. Allora, come funziona? Iniziamo con il salato. Quindi le patatine Poi beviamo. e poi c'è il cucco. Ecco qua. Perfetto, è finito il video. Allora, cominciamo. Allora, sto cosa accadrebbe che era per mantenere le patatine, sennò che arrivano in terra. Ma ci sono anche queste? Ah, pure i popcorn. E che sono buono per gli cinema, cosa? Per vedere, facciamo la differenza con i popcorn, quelli là del cinema. Fanno poco schifo. Ma quando mangi? Sono buono. Sì. I popcorn del cinema, se mi nutrivo, non faccio cagato 4 ore. Allora, proviamo queste qui, che sono le patatine Lay's Flaming Hot. Quindi diciamo delle patatine molto hot. Credo che saranno un po' di più nel pacchetto, non solo hot. 9, riesce? 11. Quindi vabbè, sono delle patatine comunque piccanti, si vede dalla scatola, si vede dalla confezione, sembrano comunque le patatine. Ma che ne tengo Covid, non sento niente. Ma che? Non sento niente. Oh, come Mamma, si faccelo cazzo. Mamma mia. Mamma mia, ma quando ingoi. Che bello piccante che si qua. Mamma Facciami mia. flaminotto. Ma veramente flaminotto? No, passiamo questa notte. Bravo, ma se no uno dobbiamo assaggiare. E io penso solo uno, perché sennò mai il tuo stomaco. Ma bene subito proprio. Proprio subito. E proviamo una delle bibite, pure perché. Mamma mia, ma chiami i pompieri, qual è la bibite qua? Ci sta questa qua arancione di Naruto, Yuzu Flavor Sparkling Water, Ocean Bomb. Allora, bevanda gassata aromatizzata al gusto di pomelo. Che è pomelo? Pomelo. Cioè, Pomelo, pomelo, suave suave cielo. Assaggiamo questa. Veramente bianca. Secondo me è tipo la Sprite. Pure. Ma era proprio l'impressione della Sprite, bro. Non so, sai come era l'impressione? Pure. E l'aspirina. Bravo, è l'aspirina. Ah, ma mi sa vicino al guarda, è completamente bianca. Sì. Assaggiamo. Cioè no, bianca, trasparente. Ma non è male. Però non Vabbè, sapevi niente. infatti. Proprio niente. Non sa tanto di tanto. E se tanto mi dà tanto, questa è aspirina, è acqua e aspirina proprio. Ha un sapore proprio leggero. E non so definire, sinceramente. È pomelo. 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 Chi sta è pomelo, ragazzi? Amma saputo che sapo pomelo. E niente. Ok, assaggiamo subito la confezione di popcorn, sweet e salty. Anzi, no. Sweet. Che schifo. Ma com'è gli schifo? Mi dà fastidio. Andrò qui e bacio. Weathers Original Caramel Popcorn. Quindi sono dei popcorn caramellati. Ma non ne sputa il muco dentro. No. No. E su conditi. No. Ma che schifo. Ma... Oppure su condita. Vai, pure là sopra sopra, Ti do. Si sente proprio. Non sento niente. Ma perché butta fuori? È come se Sì. si è appilato con il mio cesso. Ma il respiro deve andare su. Così può... E tengo come ho avuto ancora un cervello, ma arrivo. Non sento niente. Veramente? E sta dritta già più di vagliolo. Non so cosa sono buono. Mamma mia, ma che schifo. Non ti piacciono? Non mi piace. Allora, almeno rispetto. No, non mi piace il caramello, non mi piace. No! No! Vediamo tutta la mezza. Io. E io mi ce ne.
Ma sei cretina! Ma Ma almeno rispetti i popcorn al cinema. Ma il caramello non mi piace proprio, è troppo dolci. I popcorn del cinema sono i classici popcorn, raga. Cioè, i popcorn che si mette mais dentro là e fa così. Ma non ci credo, me potevo mangiare. Veramente. Ingredienti: zucchero, mais, sciroppo di glucosio, burro. Perciò ti piace? Stanotte caga. Proviamo un'altra B. Sicuro a fuoco. Vabbè, no, lascia stare. No, proviamo un'altra bibita. Dovrebbe essere ah no, questo è Dragon Ball. L'ho presa perché mi piace il colore. Passion fruit flavor. Passion. Ingredienti: beverata gassata aromatizzata al gusto di frutto della passione. Cioè, a me piace. Vedi, GT. Boh, io sono nato proprio per fare gli SMR. Ah, pure Ma pure che sei trasparente. Ma che sei proprio la stessa bibita che le prime? No, amo questa Che si senza sente. invece non sento proprio niente. E secondo me a me che mi piace manco, è fruttato. È molto dolce. Sì, A me mi piace a me. Perché io sono uno passionevole. No, ma che devi fare proprio sciroppo che le langue Big Bubble quando ti mangiate da piccolina, la quella rosa. Dragon Ball GT, tu sia vita mia. A me Naruto è piaciuto. Ma pure rima. Oh. Ma posso pensare a capo? Ma mi sta saliendo altre cose. Oh. E ma ciao. Ho pescato questo. Ma Che questo cos'è? Non lo so. E cresta, voglio fare la plastichina, guardate. È pure deformabile. Non lo so che cos'è. Ma no, ciao. è tutto di morente. Mamma mia, io per dare un dinanzi. Che cos'è una caramella? Non lo so. A me non lo so. Se non mi sia una caramella. Mamma mia. Sa proprio Pokémon. Mettiamola dentro. E buttala. Allora, mi sembra accannanza, che sono sti coso? Jelly tit. Sono le dentiere. Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, almidón de maíz, gelatia, acidulante, ácido citrico, pectinas, aromas, zanagodria. Ma che cazzo è? Caramelo de... Caramello ne na na na. Tiriririri. Ah, so, questa è la mia tintiera, eh? Sì. La tintiera. Oh, mamma mia, è come plasticosa. Mi piacciono anche. Arrondo plastico. Se ne fa andare a colta differenza da queste cose. Una cosa che vorrei assaggiare dal primo giorno che l'ho visto, quest'occhio. Lo mangio solo tu. Di che cosa potrà sapere? Che resto occhio? Occhio ma l'occhio per simile fanuocchio. E che re? Guardate qua, la consistenza di quest'uovo. L'uovo. Pare l'uovo. Ma io guardate qua. E dai bene morso. Ah, c'è squagliato. Che No. schifo che ci stai? Ma lo che schifo, che resto E russo? mettilo in bocca. Ma fa impressione, io si è squartato l'occhio, è asciutto il sangue. Che re? Mi piace. Bucare. No, e sputò. Sciami, sei una creatura qua. Mi piace. Chi sto va direttamente dove si la munnezza, io proprio subito. Allora, facciamo una cosa, beviamo. Mamma mia. Beviamoci questo. Pikachu! Picca picca. Lasciate un mi piace se anche voi guardavate Pikachu. Sono tutte uguali. Tutte, guardate qua. Però cambia il sapore. Sa quasi niente, non lo so. Mi sembra una dura proprio puzza. Una dore puzza. Di puzza. Una puzza. No, stiamo bocciando proprio tutto quanto proprio. Ma che re? No. Allora, vai, No. ti voglio fare un po'. Questo manco mi piace. Allora, gli Oreo Red Velvet. Oreo. Oh, Cantare. Oreo. Ma sa essere buono, perché comunque Red Velvet non è malamente. Cioè, a me mi piace niente. Oh. Perché a me già l'oreo in sé per sé non piace. E domani No, sa di vaniglia e poi un po' di cacao. che fa cacao. Quindi, ora cosa ti faccio provare? Un po' di sushi. Mamma. Voglio il sushi, guardate che sanno mandato. Chupa Chups in pratica ha creato la mini candy sushi. È una cosa nuova, è una novità proprio. Sì, guarda, è proprio simpatico. Guarda qua che ci sta dentro. Eccolo qua ragazzi, aperti. È chiuso la parete. Assaggio questi che non so a cosa combaciano con il sushi. Com'è tosta. Non mi piace. No. Non faccio manco che sapa. Questa è quella linea stretta e lunga. Ma che rende piace? Assaggia questo. No, il sushi né dolce e né a pesce mi piace. Ma tu hai mangiato la cosa più brutta. Era che è più piccirella. A fragola. Che sa fragola? Ah. No, a me che cosa mi piace.
No, ma non mi piace, capite che se ti parla la liquirizia? No, non mi piace la liquirizia. Ma non è all'igurizia. Ma la fumo, non mi piace. Ma tengo Che tuo sapore è che sta buono, buono. ma No, no, non mi piace. No, non lo voglio. Chi sei buono? Ma A me che cosa mi piacciono? Almeno. A me queste cose mi fanno impazzire. Mi piacciono proprio una cosa brutta in bocca. Oh, ma mi trovate magari. Oh, sapevo che caretto cosa in terra. Mi trovate una cosa che a te ti piace, a me no. Assaggio queste cose qua. Che queste qua dovrebbero essere le frizzi pazzi. Vabbè, una cosa che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo assaggiato. Cioè, in pratica ve le mettete in bocca, vi saltano in bocca, vi schizzano. Che si può mangiare l'aucilla. Lo vogliamo vicino? Senti, ti va giù. Da piccolo le mangiavo sempre, ma perché mi piaceva questa cosa. Ma io sapevo come sono fatto per fare così. Non è una gomma, vero? Ma è normale, ci abbiamo pigliato. Mezza con me e mezza con tu. Quello già normale non è grosso. Che stai perdendo un render? Allora, ti do un po' di dolce. Ti faccio assaggiare questo Kit Kat gusto donuts. Nel frattempo io assaggio questi. I Drolab Mini Candy. I Tic Tac colorati. Guarda i pini, la mangio piace. Questa è buona. Pure questi qua, per rompere i rientri sono proprio ottimi. Provateli. Cioè, sono metà cioccolato al latte, penso. E questa penso sia nocciola, tipo. Ma che è sto coso? Toxic Ghost. Secondo me questo è qualcosa di... Un po' così pesante. Saranno caramelle. Tutte chiuse. Eccole qua. Va, assaggiamone una. Sono un po' forte. Che sto pensando? Sì, ma è poco forte sta cosa. Amo. Ma parecchio forte. Non sai se c'è annanzi, sai? E poi io sto zia, c'è ancora. Ogni volta che ingoio mi fa pure un po' di schifo. Come? E ti giri chiappato. No, va. Oh. Ah! Ma che caramellata ha fatto? Addio. Mamma mia, ma chi si mangia queste cose sulle Ma io non lo faccio, ma proprio subito in dammo un nezzo, subito. Allora, questa qua me l'hanno consigliato perché sta in offerta. No, perché è buono. Hanno detto, la vuoi pure questa? Sta 1,50 €. A proposito, tutta questa roba, sapete quanto mi è venuta a costare? 96 €. E che sta detto, la vuoi vicino alla cassa, ha detto, la vuoi questa qua sta in offerta. Quando sta a 1,50 €, anche che là della manzana, 2,50 €, 3 €, 3,50 €, 4 €, 4,55 €. Aspettavo, sta pure a me perché comunque uva. E allora quando la polvere non arriva all'uva, dice a scerba. Perché nessuno sa accatta sta cosa, fa schifo. Ma questa è diversa. Viene un colore. Vai, Viva. favorisi un po' sfidite. Va. Non è male. Così ci fai tutte cose. Ma non ne ho vera, ci sputate tutte cose, si può dire. Troppo dolce, ma che... Allora, a proposito di dolce, vogliamo provare un po' di salato? Il Big Mac. Ma come fai ad aprire la Ecco, la cosa è bottiglia? così. Non L'ho vedo. fatta! Ma che hai fatto? Ecco, Ah. dovrebbe essere insalata, cheddar e hamburger. Cioè, i nomi saranno morsi proprio in coppa a tutte cose. Però non fa poco senso, non lo so. Cioè, perché è tutta gommosa, capite? Stasera potremmo merienda È comunque. vero, ognuno tiene un sapore diverso. Allora non era tutti insieme. Come tu mangi un panino? Scusa, non tutti insieme. Lo bello se non è che, ma poi si azzecca sotto palato e non riesci a staccare. Ma accorto, se ne va a dire. Cioè, è sfiziosa come idea, però No, la sfiziosa. Hai detto sto coso. resta solo un'idea. Quale idea? Vedi che lei non ci sta idea. Ma quale idea? Ecco, io questo ti volevo fare. Ma che è stu cosa? Che Non lo sapete so. come pare? Vai giù. Che la cosa in coppa a spiaggia, che tutto l'acqua, a canna. O spruzzino. Spruzzino. Così. E chi è? Chi è? Wow, che si mangia secca proprio. Bubble Ma gum. che sei una gomma? E come fa a diventare una gomma? Oh, ma che è l'acqua? Poi che solo che ne sa c'era Ecco qua. Ah, stato su solo che ne sa c'era Ma che è? È acqua. Ma non è che si gonfia nella pancia, sei ingoiato e deve diventare gomma. E come funziona, scusa? Ma che cos'è? È acqua. Cioè, acqua proprio. Non sape niente. Ma veramente? Fammi vedere. È strano perché si è scritto bubble gum. Masticativo. Poi c'è una gargarina. Ma l'acqua non sa di niente. Ma com'è possibile? Che è? Ma che succede? Ma era acqua miscata a saliva. E che da sapere? Gusto bubble gum. Ah! Ah, fanculo, Ma che che è è? sta cosa? Cicchi bunga ba.
Giri bunga banna ninna ni. Hey! Fatemi sapere qui sotto nei commenti che canzone è questa. Allora, che cos'è questo coso? Magari è un gioco. Oh, mo spero in faccia o no? È un contenitore di caramelle. Caramelle all'aroma di frutta. E bicanne, e mandina. Le mentine credo che sia... Ah, ti devi mettere qua dentro, e questa capito? Tu quando vuoi una mentina apri qua e ti esce. C'è delle right. Esatto, c'amo. Che si caga su, tipo i Mikado. E sempre toccano a me. I Mikado pochi. In due frattempo che in due cesso. Ragazzi, ho comprato un gabinetto candy powered sour potty al gusto cola. Dovrebbe essere. Ora, guardate come sono fatti. Ah, e che ne cadendo? Ci devi inzuppare il biscottino. Niente. Ma sì, cosa fragola, mi piacciono solo a te. Infatti ci vedo tutte cose rosa, viola. Allora, devo dire la verità, non sono male. Nel senso, rispetto a quelle altre cose che ho fatto, proprio si può mangiare. Infatti questo me lo finisco, però non si può sentire il Mikado a fragola. Ma che dobbiamo fare? Ah, boh, io nel frattempo assaggio quest'altra bibita, voglio. Allora, questa è un'altra Sparkling Chupa Chups Bubble Gum. Cherry Bubble Gum Flower. Anche questa è colorata. Oh, questa è rosa. Ci sta. Me cosa rosa, viola, mi piace. Ma signore, poi sapeva un sapore, mica... Ha un buon sapore, assaggiala pure tu. Guardate qui dentro al cesso, quando lo aprite cosa c'è. E chi sa questa cosa? Ti piace? Guardate qua. Sta questa polverina che tu inzuppi il biscottino e pigli tu. E mettiamo... Ma che queste cose mi piacciono? Ma no, è tipo che lo zucchero di prima. Non mi piace, mangia. No, che schifo, dove mi sento molto. E caca. Andiamo, mettete un attimo. Ma non mi piace. Ah, oh, caro. Non mi piace proprio. L'assaggi questo. Sape Coca-Cola. No, Jelly Belly. Sempre roba rosa. Sembra una chiave che l'ha già avuto. Eccole qua, queste caramelle rosa. No, non sono caramelle. Ma che sono? Paro... Zucchero filato. Zucchero filato. Questa forse è l'unica cosa rosa che non... Ah, boia, perché non è malo. Questo che è? Ma che minchia è? È un serpente di pallina. Sweet e crunchy. Oh, ma che è suoso? Comunque stiamo ammiscando così tanti sapori che stanotte faccia cagata viola. Ma che è il suo? Non lo so, non l'ho capito. Ma nel frattempo assaggiamo quest'altra bibita. Questa qua di Dragon Ball. No. No. Non sacci che stavo, ma che Di uva bianca, scaduta. Ma fa mangiare una cosa che mi piace. E che ti piace il Kangop? O gelato? No, ma allora non mi conosci proprio. Indovina quello che mi piace. Questo, gli M&M's. E poi questi ti piacciono. I Kinder Choco Bones. Crispy. No, Simone, crispy. Ah, poi abbiamo anche questi della Kinder. Kinder Creamy, Milk e Crunchy. Guardate, faccio assaggiare tutte e tre a te. Che be posso mangiare questi qua? No. Mangiati questo? No, perché su caramella un po' non la sento. Faccio anche che già guarda. Kangop. Chi sto? Infatti, se non mi provo uno di questo. Questi si bucano. No, guardate. Mangia scatto su. E mani la mano. E lì la mano. Non so, ci manchi che tipo aranciata. Maro, voglio a me queste cose mi fanno poco senso. Maro. Ma quei vestiti sono buoni perché sono proprio di gusto, si sente proprio. E fuori hanno quella granella di... Merda. Io ho aperto questo. Mi prendo un po' di ciupaccio. Chi? ma perché devo mettere un po'? E mo metto in culo. Scusa, come si Ma mangia? tutto lì che proprio, mi fa un po' schifo questi capelli. Allora, voglio, vedendo le cose che ci stanno qua sopra, allora, questo è inutile che ci mangiamo perché è proprio la stessa cosa dell'occhio. E ci ha fatto un po' senso. Che spero che cazzo, volevo assaggiare un attimo una fetta di pizza. Senza cade in due squadre la pizza. Questa è la pizza cacas. Prima la mangi. E poi cacas. Tutta plastichina proprio. Mamma mia. Mamma mia, ma veramente, ma chi ti ha detto che... No. Ah, questo mi piace. Questo è inutile, voglio che queste sono cose che conoscete anche voi, gli Haribo di Harry Potter, ma sono la stessa cosa. No, questo è proprio zero. Tutta quella granella di zuccheri. Via! Allora, questi mi piacciono. Ma non so, ma questo è un mucco, mi pare che non mi piace. Sì, perché teniamo troppi gusti contrastanti. No, però secondo me sto Vidal, ma che è? Vidal, che li vuoi mandare io? Allora, voglio fare una cosa. Vuoi chiudere il video come si deve? Devi assaggiare questo. Non ci credo, gli ovetti del Napoli! Chiudiamo il video così, voglio. Sì, è il video che ci stai, dramma sorpresa e mangiato l'uovo. Ma che cioccolata è? Effettivamente vedendola non è proprio al 100%. Una spilla del Napoli, voglio. Bella. Se volete le altre due sorprese che stanno dentro a queste uova, lasciate un bel mi piace, un bel commento. Spero che il video vi sia piaciuto. Stanno Macello e Rob Kangop. Se volete altri video del genere fatecelo sapere. Qual è il tuo preferito? I popcorn. Assurdo. Ci vediamo in un prossimo video, ragazzi. E ciao.